siamo con l'artista Michele Nave, al quale chiediamo di introdurci un concetto particolare che c'era nelle sue opere, ovvero il suo soggetto ideale, la bellezza. Io come fonte di ispirazione ho sempre avuto l'arte del Rinascimento italiano, quindi Tiziano, Michelangelo e Leonardo da Vinci, e io parto dal nostro background italiano. Partendo da lì cerco di rileggere la bellezza portata ai giorni nostri, quindi con vari linguaggi che sono moderni e contemporanei, però partendo sempre dal punto di vista dell'opera bella, dal punto di vista estetico. Sviluppo le mie idee che sono invece contemporanee e parlano del giorno d'oggi, e da quel punto di vista progetto le opere, le disegno e le pitturo, tenendo però sempre come fonte di ispirazione e punto d'arrivo la bellezza delle opere di questi artisti italiani. Lei usa il surrealismo dunque per evadere dalla realtà contemporanea? Uso il surrealismo perché la trovo una forma di comunicazione che mi permette di mettere tanti livelli di interpretazione su un'opera, ed è un modo di comunicare che mi trovo a mio agio. Poi sono stato influenzato da piccolo vedendo una mostra del nostro De Chirico, e da lì mi sono appassionato, oltre che De Chirico, a Magritte e Salvador Dalì, ed è un modo di esprimermi che mi mette a mio agio quando devo sviluppare le mie idee.